Si torna in partenza dopo aver risolto qualche problemino a Balio Col che va regolarmente ora ad allinearsi dietro la macchina. Il gioco è stato chiuso, favorito Balboa Lux, l'alternativa Brooklyn Lux, poi la scuderia composta da Ursus Caff in primis e Balio Col come supporto. Autostart che inizia gradualmente ad accelerare lungo la curva di sinistra, questa volta l'allineamento sembra ottimo. Autostart che entra in retta e si parte con molto veloce Balboa Lux che prova a scavalcare Brooklyn Lux. Due insistono, in mezzo alla pista c'è Zandroz, Brooklyn che rientra a Balboa. Va in posizione alla corda Zimmy Cub anticipando Zenotab e così c'è posto anche per Balboa mentre sbaglia Brooklyn Lux che era rimasta al comando. Numero 1 Brooklyn Lux. E allora Balboa Lux in testa nei confronti di Zandroz, quindi Zimmy Cub, poi Zenotab, ancora Ursus Caff, lo steccato Borderline Pax con accanto Verdon VF in coda Barbabietolo Lopel. Primi 400 metri molto veloci in 28,2 per Balboa Lux che si è trovato al comando sulla rottura di Brooklyn. In seconda posizione Zimmy Cub, di fuori suo malgrado Zandroz che offre una schiena ad Ursus Caff. E al passaggio davanti alle tribune il leader prova a rallentare un po' il ritmo. Si porta sempre in scia il compagno di training Zimmy Cub, di fuori c'è Zandroz con in schiena Ursus Caff, mentre Barbabietolo Lopel va a cogliere la terza pariglia esterna perché Verdon VF preferisce stare quarto alla corda. In coda c'è sempre Borderline Pax. Il primo chilometro del leader Balboa Lux se ne va in 1:13,4. Allunga ora Balboa Lux che guadagna un po' di margine nei confronti di Zandroz. Viene in terza ruota Ursus Caff che aggira Zandroz e cerca di portarsi sul battistrada. Zimmy Cub sempre secondo alla corda avanti a Zenotab, 14,5 la retta di là, 1:27,9 i primi 1200 metri di corsa. A metà dell'ultima curva è in vantaggio Balboa Lux inseguito da Zimmy Cub. In mezzo alla pista Borderline Pax che cerca di aggirare Ursus Caff che cala, poi Zenotab che trova da correre, viene in mezzo alla pista Balboa Lux in vantaggio, Zimmy Cub che attacca, Verdon VF che ha trovato il varco in open stretch, a largo Zenotab, Verdon VF di dentro su Zenotab, a largo anche Barbabietolo Lopel, foto stretta sul palo tra Verdon VF e Barbabietolo Lopel che è finito a 100 all'ora in mezzo alla pista con Afrin Schmitra dall'ultima posizione. Bisogna andarla a rivedere, c'è 30 chiudere, 1:13,3 il ragguaglio cronometrico. Barbabietolo Lopel che è arrivato fortissimo dall'ultima posizione, ha girato il gruppo Verdon VF che invece ha trovato un'autostrada di dentro da quarto allo steccato. I due piombano sul palo con Barbabietolo che al largo copre completamente l'avversario, lo costringe alla fotografia. Probabilmente lo batte anche, bisogna andare ovviamente dal giudice d'arrivo. Al terzo posto Zenotab, bellissimo l'arrivo con Barbabietolo Lopel che appariglia completamente Verdon VF, lo costringe in fotografia per la vittoria Afrim Schmidra. Per Raffaele Garofalo con Barbabietolo Lopel a centropista coprono completamente Verdon VF.